Mi chiamo Mattia Celin, oggi abbiamo giocato contro il Belluno, abbiamo vinto 33-21, è stata un'ottima partita per tutta la squadra e come avevamo detto potevamo vincere una partita che potevamo giocarci, infatti così è stato, ci siamo molto impegnati tutti e ce la siamo meritata come potevamo, abbiamo giocato al meglio. Quanti gol hai fatto? 13. Sei contento? Sì. Cosa ti aspetti per le prossime partite? Spero di vincere con le squadre che potremo farcela e spero di fare ottimi risultati come oggi. Come sei trovato con i compagni? Bene, anzi benissimo perché siamo un'ottima squadra e ce la caviamo. E altro di qualche altro che vuoi dire? Faccio il ruolo centrale e basta, forza Cus. Grazie. Va bene, ciao. Ciao, ci vediamo, ciao. Ciao a tutti, sono Pietro, io sono il portiere. La partita oggi è andata molto bene, nel senso che abbiamo vinto di 19 punti se non sbaglio, più o meno 35 a 18 e c'è stato un buon gioco di squadra. Diciamo che non è stato molto veloce il gioco perché più che altro perché eravamo in vantaggio, sì. E no, niente, sì. Cosa scusa? La tua prestazione com'è? Sì, diciamo che io mi sono svegliato soprattutto dopo il secondo tempo e allora sì, dai, diciamo ne ho parate diverse. Però nel complesso sono soddisfatto insomma della partita. Anche dei miei compagni li ho visti molto in forma. E come vedi il campionato quest'anno? Il campionato secondo me la vedo dura quest'anno perché non abbiamo una squadra ancora molto formata, dobbiamo lavorare soprattutto sulle tattiche, sugli schemi e tanto sul tiro. Però insomma se capitano diverse squadre come queste non ci andrà neanche tanto male, ecco. Dove giocate lei? Sì. Ok, altro da dire? No, nient'altro. Ti ringrazio. Grazie. Ciao, tu chi sei? Io sono Singh. E che ruolo giochi? Nico non hanno ancora deciso, forse solo centrale, forse ala, non si sanno ancora. Come pensi che sia andato questa partita? Da terzino destro sono andato male perché spesso Mattia veniva marcato uomo e non mi fidavo tanto, dato che l'anno scorso quando veniva marcato uomo non si muoveva mai. Quindi sono ancora abituato con lui che giocava nel modo dell'anno scorso e non mi fido più di tanto. Quindi dobbiamo cominciare a lavorare dobbiamo cominciare a lavorare più assieme, dobbiamo essere più una squadra. Molto spesso infatti ci troviamo che certi non capiscono cosa stanno facendo gli altri, magari qualcuno non guarda neanche i compagni, non gliela passa. Molto spesso appunto nei contropiedi io e Cristian eravamo spesso liberi, non ci arrivava mai. Sì, infatti. Ma nel complesso il tiro come pensi che sia andato? Ho fatto solo 2 tiri, ho segnato tutti e 2. Il portiere non è tanto bravo, quindi sì, sono andato bene con i tiri, però preferirei avere portieri un po' più bravi su cui tirare, così per vedere come sono sul tiro. Sì, però diciamo che hai saputo sfruttare le occasioni, dai. Sì, quando ho visto che il portiere stava uscendo ho fatto un cucchiaio, però sì, ho colto le occasioni. Niente che. Eri soddisfatto della tua prestazione? No, non tanto, potevo giocare meglio. Dai, sì. È tutto Singh. Sì, per me sì. Ok, grazie. Niente.